Cari amici, ben ritrovati. Eventi del Territorio è a Tarzo, 31esima festa della Candelora, una festa molto sentita a Tarzo, e siamo qui in compagnia di Luciano Piaia, che è presidente della Proloco. Luciano, anche quest'anno la Proloco ha dato il massimo. Sì, grazie Luigi intanto di essere qui con noi, è sempre un piacere. Sì, 31esima festa della Candelora, abbiamo creato un legame con tutto il paese, con le scuole, con il concorso di disegno che hanno animato e animano la struttura polivalente. Oggi siamo qui in questa giornata con una bellissima sfilata che apre il Carnevale di Marca, e per noi la 38esima sfilata di carri, quindi ritornano a Tarso tantissime famiglie in maschera, quindi è motivo di festa per noi e di divertimento per tutta la comunità. Ci saranno poi altre settimane, tante attività, ospitiamo la gara di Onetini del mattino, convivialità e buona cucina non possono mancare, per la Proloco di Tarso, e poi gran finale, l'estrazione del 2 febbraio con una lotteria che voglio ricordare che tutti gli utili vanno proprio a favore delle associazioni che collaborano con la Proloco per la vendita, quindi una grande festa per il paese. Nel 2018, appoggiati comunque da tutta l'amministrazione comunale e dalla Proloco, abbiamo pensato bene di riportare in piazza i vecchi mestieri, le cose vecchie, i sapori di una volta, le cose fatte a mano, e dare spazio a queste cose che comunque rievocano un attimo la storia della Candelora, la storia della festa del patrono del paese, più inerente al nostro paese, al nostro modo di vivere, alle nostre colline, a tutto quello che nasce praticamente nel nostro territorio. Sì, il bene del territorio è fondamentale, noi ci teniamo soprattutto all'agricoltura perché è al momento un settore trainante, non pensiamo solo all'agricoltura ma tutto l'insieme dell'agricoltura che è la nostra madre terra che ci dà il cibo, la vita e il sostegno, per cui dobbiamo tutelarla e soprattutto investire nelle nostre aziende con attrezzature più all'avanguardia, più tecnologiche, più sostenibili, per cui il portare in piazza le attrezzature nuove, più moderne, che riducono l'impatto ambientale, mezzi che consumano meno gasolio, sono meno inquinanti, è una motivazione anche per le aziende agricole che possano investire sulle tecnologie in modo che lavorino meglio, inquinino meno, e anche chi li vende ha un po' di risorse da esporre a tutti i nostri agricoltori. Quindi Luciano, sei fortunato, hai mezzo minuto davanti alla telecamera, invitiamo tutti i telespettatori fino al 2 febbraio qui a Tarzo. Sì, altri 2 fini settimana oltre a questo, quindi vi aspetto per stare insieme a noi, per scoprire la nostra cucina, le nostre tradizioni, passare un momento conviviale di ballo, di musica assieme, e poi tante altre attività, quindi vi aspettiamo. E quindi vi aspettiamo, ci uniamo anche noi all'invito, siete tutti invitati qui a Tarzo fino al 2 febbraio. Fratta di Tarzo, dove c'è veramente lo stand enogastronomico, e qui in piazza, comunque in tutto il paese, per convivere, vivere la vera ospitalità dei tazzesi. Grazie mille a tutti e buona serata.